La macabra vicenda che vide protagonista la giovane Janet Durham ebbe luogo nell'inverno del 1995 nella cittadina irlandese di Kaiterli, situata al confine fra le contee di Kerry e di Cork, la quale ha mantenuto nel tempo un aspetto piacevolmente caratteristico che la rende una meta turistica assai apprezzata, ricca di folklore e di tradizioni locali. Accanto alle tradizioni più graziose e amene, però, la città vanta almeno una leggenda dalle tinte decisamente più oscure e inquietanti. Per capire meglio l'avvenimento del 1995 bisogna fare un salto nel passato, quando Kaiterli era un piccolo borgo smarrito fra i boschi e le campagne irlandesi, abitata per lo più da famiglie di minatori. In questo contesto viveva Erin McAleese. Nata nel 12 aprile del 1799, ebbe una vita pervasa da misteri e dicerie. Alcuni abitanti del villaggio raccontavano che la vecchia McAleese fosse una sostituta, ovvero che alla sua nascita gli elfi avessero rapito la figlia naturale dei coniugi McAleese per portarla nel loro reame occulto, lasciando in sostituzione una fata brutta e storpia. In effetti, Erin era stata colpita dalla poliomielite in tenerissima età. Il decorso della malattia le aveva causato la paralisi della gamba destra, costringendola fin da giovane a spostarsi con un bastone. Per di più, era nata con il labbro leporino, e tutto ciò contribuì di certo a renderla oggetto delle dicerie. A 15 anni la giovane Erin viveva quasi da reclusa nella modesta abitazione di famiglia e fu proprio allora che la sua vita cambiò in modo radicale. Un mattino, infatti, la fanciulla si svegliò in preda a una grande agitazione. Supplicò il padre di non andare alla miniera quel giorno e di avvisare pure gli altri colleghi di lavoro affinché rimanessero a casa. Quando le chiesero come mai, la ragazza, disperata, spiegò che aveva l'intenso presentimento che sarebbe accaduto qualcosa di orribile. «Un demone di fumo si è risvegliato», furono le sue esatte parole. «Se scenderete sottoterra, vi addormenterà con il suo fiato e poi vi ucciderà». Il padre, molto turbato dalla faccenda, radunò tutti gli uomini che avrebbero dovuto recarsi in miniera quel mattino ed espose i fatti. In 7, compreso il signor McAleese, decisero di rimanere a casa, persuasi della veridicità di quella previsione. Gli altri, deridendoli, raggiunsero la miniera. Di questi ne sopravvissero 2 soltanto. I superstiti raccontarono che le gallerie della miniera erano state invase senza preavviso da un gas naturale che aveva fatto perdere i sensi a numerosi minatori prima di provocare una violenta esplosione. Gran parte della miniera era crollata su se stessa, intrappolando i lavoratori. Si scavò per settimane e solo alcuni corpi vennero ritrovati. Da allora Erin ebbe altre incredibili profezie e la gente non solo le ascoltava con attenzione, ma prese a recarsi da lei con doni e denaro per farsi prevedere il futuro. Questo proseguì fino alla morte della donna, che la colse all'età di 70 anni. Tuttavia, le capacità profetiche della chiaroveggente non si conclusero con la sua dipartita e una leggenda locale sorse attorno al luogo di sepoltura di Erin McAleese. Si diceva infatti che bastasse seppellire un biglietto con su scritta una domanda riguardo al proprio futuro nella terra accanto alla tomba di Erin affinché il giorno dopo, sullo stesso biglietto, vi si potesse leggere la risposta. Evidentemente questa leggenda giunse all'orecchio di Janet Durham, che nel 1995 aveva 14 anni e si era da poco trasferita a Kaiterli con la madre e il fratello minore. Come spesso accade fra gli adolescenti, Janet e un gruppo di amici, una volta saputo di questa storia, decisero di voler provare anche loro a fare una domanda sul proprio futuro alla profetica tomba di Erin McAleese. I ben informati dichiararono che i ragazzi erano piuttosto indecisi sul da farsi. Da un lato ritenevano che la leggenda fosse solo una favola buona per gli stranieri che partecipavano al tour del cimitero gestiti dall'ente turistico locale, dall'altra temevano delle possibili ripercussioni di natura paranormale. Janet, in uno slancio di coraggio, decise di voler essere la prima a verificare la leggenda, ma per evitare che i compagni la imbrogliassero, decise di recarsi al cimitero da sola, senza dire a nessuno delle sue intenzioni. Su un pezzo di carta strappato da un quaderno scolastico scrisse un quesito molto generico, forse temendo di rivolgere una domanda troppo personale e precisa riguardo l'avvenire. «Cosa vedi nel mio futuro?» Nascose il foglietto, come da rigore, nella terra umida sotto la lapide erosa dalla pioggia e dai licheni prima di andarsene.
Il giorno dopo il tempo fu pessimo e pertanto la ragazza poté recarsi nuovamente al cimitero il giorno ancora seguente. Non si aspettava di trovare una risposta, pertanto le si mozzò il respiro quando, invece, vergate sotto la sua domanda in una calligrafia stentata, c'erano le seguenti parole: «Proverai una grande paura e poi vivrai nel buio». La ragazzina restò sconvolta. Quella sera stessa chiamò tutti i ragazzi con i quali si era ipotizzata l'idea di lasciare una domanda sulla tomba di Erin McAleese. Forse qualcuno di loro l'aveva scorta a dirigersi al cimitero e, trovando il suo biglietto, le aveva giocato un brutto tiro. I suoi amici si dissero estranei al fatto, sorpresi che lei avesse realmente voluto provare. Per settimane Janet visse nell'inquietudine più totale, addirittura al punto di dover prendere un calmante. Con il trascorrere delle settimane e dei mesi la situazione migliorò, anche se di quando in quando la giovane veniva colta da piccole crisi d'ansia, ripensando a quell'enigmatico messaggio. Tuttavia, per quanto sinistro, il responso parve non verificarsi e da quel giorno trascorsero 3 anni assolutamente normali per Janet. Probabilmente, quando nell'agosto del 1998 Janet si trovava in vacanza a Maiorca con la famiglia, l'episodio della tomba era già stato scordato, o forse era divenuto solo un aneddoto risibile. Un pomeriggio, la ragazza entrò nell'ascensore dell'Hotel Palmanova dove alloggiava. Soffrendo di claustrofobia, avrebbe di gran lunga preferito le scale, ma in quel momento una delle cameriere era intenta a passare lo straccio e Janet decise di poter stringere i denti per quella breve ascesa di soli 4 piani. La cabina si bloccò a metà fra il secondo e il terzo piano dell'edificio. Quando si rese conto di essere imprigionata nell'angusta cabina, al buio, la ragazza fu assalita da una terribile crisi di panico che inibì ogni sua capacità di ragionamento. Era talmente fuori di sé che non ebbe neppure l'accortezza di premere il tasto dell'allarme, tanto che solo le sue urla ovattate fecero capire agli altri ospiti della struttura che qualcosa non andava. In totale ci volle più di un'ora per estrarre Janet dall'ascensore. All'ospedale San Juan de Dios i medici non riscontrarono danni fisici, ma si resero conto di una verità inquietante. A seguito del fortissimo spavento, la 17enne aveva perso la vista, subendo quella che in ambito clinico è chiamata cecità isterica. Da quel tragico giorno, Janet Durham non ha più recuperato la capacità di vedere, vivendo nelle tenebre proprio come le era stato pronosticato dalla tomba di Erin McAleese.